Bentornati nel canale dell'azienda agricola Venture. Oggi cambiamo un po' lavoro. Non abbiamo neanche ancora finito né la potatura né la stracciatura in realtà, quindi siamo un attimo in velocità. Però generalmente è il papà che si occupa della legatura delle viti. Oggi pomeriggio è indaffarato in un'altra mansione, per cui di fatto ha lasciato libera la macchinetta, gliel'abbiamo fregata, e così vi facciamo vedere in un pomeriggio un po' noi come leghiamo i tralci delle viti che sono già state sia potate che stralciate. La prima cosa da fare quando si va a legare le vigne è tendere bene i fili di ferro, in modo tale che quando si fa l'archetto non ci siano pance all'interno del filare. In questo caso è un vigneto un po' storico, un po' vecchiotto, per cui ha un sistema di tensionamento dei fili fatto appunto da questo sistema irremenato, che basta un po' girarlo e si va a tenderlo in questo modo tale che vedete è bello teso, in modo tale che quando si fa l'archettatura si fa una cosa fatta bene e non fa troppe pance. Noi abbiamo in dotazione la Fiction 2, che è la legatrice della Pellenc ormai da 3 stagioni. Abbiamo un paio di macchinette fatte così e con queste di fatto facciamo la legatura della vite. Abbastanza semplice come meccanismo, nel senso che è un attrezzo molto facile anche da imparare. Ha un bottone di accensione e con questo bottone invece andiamo a regolare il numero di giri che fa, o meglio la dimensione della legatura che vogliamo fare. Più il tralcio è largo, più bisogna lasciare spazio, più invece è stretto e magretto, e più è giusto regolarlo che faccia una legatura più stretta. Esistono due modalità, con cui può essere allestita questa macchinetta. Può avere una bobina, come in questo caso, piccola, attaccata direttamente alla macchina, quindi alla legatrice, messa in questo modo, oppure si può avere una bobina più grande, però da attaccare tipo alla cintura, al pantalone, e lo spago viene collegato quindi alla cintura, al pantalone, fino alla macchinetta. Non so se si vede nel dettaglio. Lo spago va a inserirsi in questo modo da questa fessura all'interno della legatrice, e premendo il grilletto si va ad avanzare e a rotolare quindi la bobina, facendo quindi la legatura. Per capirci, quando io vado a premere questo grilletto si muoverà la bobina e farà avanzare lo spago. Nella legatura della vite praticamente bisogna lavorare in questo modo. In questo vigneto facciamo degli archi, quindi si va ad archettare il filare facendo una piegatura dolce del tralcio, e si va poi a legarlo a questo fil di ferro. Questo invece ci serve da far leva sul tralcio stesso, e quindi ci consente di fare questa natura d'archetto. In questo vigneto, torno a ripetere, si va sempre questi archetti. In altri vigneti invece, per esempio, si prende il tralcio e lo si lega dritto in questo modo. Noi usiamo una bobina che è di carta, è biodegradabile, quindi anche rispettosa dell'ambiente, e in seconda ragione per cui abbiamo anche deciso di usare questo tipo di filo è che è facile poi da staccare quando si va a fare la stralciatura. Per fare questo lavoro la condizione meteo perfetto sarebbe avere un po' di umidità dei tralci, perché altrimenti tendono a rompersi, a spezzarsi, e invece l'umidità consente al tralcio di essere un po' più elastico, per cui ci dà una mano a essere accompagnato in fase di piegatura del tralcio stesso.
Di fatto con la legatura non andiamo altro che a legare i tralci che abbiamo selezionato in potatura e che abbiamo poi ripulito attraverso la stralciatura, e di fatto questo non è altro che il cosiddetto capofrutto, cioè quel tralcio che ci darà l'uva per la prossima vendemmia. Da questo tralcio le gemme che si possono vedere nasceranno poi dei germogli in primavera, quando c'è il risveglio vegetativo, e daranno origine appunto questi germogli poi a dei grappoli di uva che verranno poi vendemmiati in autunno. Per quanto riguarda gli speroni non viene effettuata la legatura, perché praticamente sono troppo corti e quindi non si va ad archettarli, però è importante la selezione di speroni perché mi darà, come nel capofrutto, avrai le gemme che mi daranno dei germogli, i quali andranno a creare un nuovo sperone per l'anno prossimo e una nuova gemma che mi darà un capofrutto per l'anno successivo. Di fatto, quando si va a potare la vigna, come abbiamo fatto quest'inverno, andremo già a pensare alla vendemmia prossima, quindi quella tra qualche mese, con questo capofrutto, e andremo a ragionare, a impostare la vendemmia tra 2 anni con questa scelta degli speroni. Prima di questa legatrice avevamo sempre una Pellenc, ma il modello quello un po' più vecchio, e andava molto bene anche quello, non è che... Però effettivamente da quando ci hanno fatto provare il modello nuovo siamo stati molto contenti, anche per la velocità di esecuzione proprio della legatura stessa, quindi la reattività probabilmente del grilletto e del movimento appunto della legatrice. Un vigneto organizzato in questo modo ci consente poi di avere la fascia dell'uva ordinata più o meno in questa zona, in modo tale che poi anche quando si fa la raccolta abbiamo una fascia dell'uva dove è anche più veloce poi andare a selezionare i grappoli da raccogliere, mentre poi abbiamo dei fili superiori che questi servono per andare a raccogliere i germogli che diventeranno poi tralci, e in modo tale da avere poi una parete bella dritta, bella ordinata, che si può passare con i macchinari a cimare e poi anche a defogliare, in questo caso la fascia dell'uva. Diciamo, facendo questo lavoro bisogna avere una certa delicatezza nel piegare il tralcio, perché chiaramente si rischia di romperlo ed è poi insomma un problema, e bisogna appunto avere una certa delicatezza, e poi diciamo, con l'esperienza, con la mano si acquisisce poi una certa sensibilità e si capisce fin dove si può spingere l'archetto a piegarsi. La legatura di fatto è l'ultimo dei grossi lavori che si hanno da fare d'inverno in vigna, nel senso che quando si è fatta la potatura e poi la stralciatura non resta che fare la legatura. Diciamo quando si fa la legatura si butta anche un'occhiata a vedere appunto i vari dettagli in vigna, se c'è qualcosa da sistemare, appunto se magari ci si è dimenticato qualche vigna da tagliare, oppure se c'è qualcosa insomma da mettere un po' in ordine. Si dà un'occhiata anche alla nutrizione delle piante, no? Perché se hai in mano i tralci si riesce a vedere anche facilmente se ci sono alcuni vigneti che hanno bisogno di apporto di nutrizione, sostanza. Insomma, diciamo che è anche un modo, durante la legatura è anche un periodo appunto dove si possono fare alcuni ragionamenti, alcune valutazioni, e che poi andremo magari a sviluppare durante la stagione. Adesso abbiamo finito quasi tutto il campo, ci mancano 3 filari, speriamo che entro sera di finirli, perché qua sta cominciando a tramontare il sole e dobbiamo darci dentro, così dopo al papà facciamo la sorpresa che si trova già un po' di campagna legata. Ce l'abbiamo fatta a legare tutto il campo, grazie di essere stati con noi, seguiteci per i prossimi video e alla prossima puntata.